Lontano dai cromatismi pop della fotografia contemporanea, quella di Marco Zanta si presenta più come fotografia ottocentesca, per usare le sue parole. C'è poca saturazione e sempre qualche elemento che grida col suo bianco acceso nelle sue fotografie, che ieri sera lo stesso Zanta ha descritto all'incontro organizzato dall'associazione Shoot a San Giovanni Lupatoto. Zanta è conosciuto per le sue fotografie di architettura, in cui focalizza l'attenzione sugli spazi industriali, quello del porto di Marghera per esempio, all'apice dell'ultimo boom economico, ed è un esempio di come la fotografia commerciale, come quella eseguita su commissione, possa avvicinarsi molto al mondo dell'arte. C'è sempre stata una forma per me importante che è stata quella della fedeltà più assoluta, nel senso cercare di riuscire a ottenere un giusto equilibrio tra un'interpretazione personale e una fedeltà nella restituzione poi dei luoghi. Una visione quasi ottocentesca per certi versi, cercando di permearla di volta in volta a seconda del periodo nel quale si lavora con la tecnologia e con il linguaggio che un autore assume poi nel corso del tempo. Ecco, le sono stati assegnati diversi lavori, diverse commissioni da grandi aziende anche. Sì, io ho fondamentalmente sempre lavorato su commissione per grossi gruppi industriali o per studi di architettura e quindi il mio lavoro si è sempre svolto alternando appunto la richiesta, soddisfare la richiesta della committenza e contemporaneamente cercando di inserire un proprio percorso creativo che potesse rendere un'immagine fondamentalmente personale. La sua è una fotografia che si concentra in particolar modo sull'architettura, sugli spazi industriali. Sì, sì, ho sempre avuto una forte attrazione e poi è diventato appunto il mio lavoro per la fotografia prettamente urbana. Io mi muovo decisamente bene all'interno delle aree costruite, mi interessa un paesaggio per l'appunto antropizzato, mi interessa un paesaggio che sia stato modificato, che venga continuamente modificato, per cui i luoghi per eccellenza per me sono le città, a prescindere dalle dimensioni che possono avere, i luoghi industriali, i luoghi che hanno a che fare con la scenografia all'interno del quale si svolge la vita delle persone. Proprio per il fatto che le aziende le abbiano commissionato dei lavori, lei può dire che il mondo dell'arte e il mondo della fotografia commerciale possono convivere insieme. Sì, in teoria si hanno convissuto per un periodo abbastanza florido, diciamo fino all'avvento della crisi del 2008-2009, poi c'è stato un po' uno scardinamento di questo legame che dava buoni frutti perché ha contribuito sia al mantenimento degli autori sia contemporaneamente anche allo sviluppo del linguaggio artistico. Oggi la cosa è un po' più complessa, un po' più difficile, però ci sono tutte le caratteristiche perché possa continuare e anzi è auspicabile che ci sia sempre un legame tra ricerca professionale, ricerca artistica, esigenze della committenza che vuole una documentazione che contemporaneamente riesce a essere questo, ma anche un linguaggio appunto autoriale.